Il suono della campanella che sancisce una nuova epoca. Il governo è pronto e già al lavoro con il primo Consiglio dei Ministri. Un appuntamento al quale proprio il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva detto sarebbe arrivato portando il tema dell'autonomia. Appuntamento che, ironia della sorte, arriva a 24 ore dalla manifestazione della Lega a Bassano del Grappa, a 5 anni dal referendum. Lega che dopo la debacle del voto dovrà mandare giù un altro boccone amaro. La Liga è stata assolutamente esclusa, su 5 ministri i 5 sono lombardi e questo stride assolutamente non poco nella nostra realtà. Con lo stile che l'ha sempre contraddistinto, il passionario Fulvio Pettenà non nasconde la delusione. I mal di pancia della base dice si stanno facendo sentire. Bisogna dirlo, chi ha scelto e chi ha fatto le liste, chi ha fatto i nomi si assumerà le responsabilità perché è ora di finirla. Adesso vediamo quello che è l'argomento cardine del nostro essere, del nostro vivere, l'autonomia. Se a giro di poco tempo non viene preso questo, chiamiamolo comandamento, questa Bibbia per noi, sicuramente ci saranno delle conseguenze. Leggere che il primo argomento sarà il ponte di Messina, a noi della Liga o del Veneto non ne frega assolutamente nulla. Più moderato il consigliere trevigiano Villanova. Sicuramente saremmo stati più felici se ci fosse stato qualche ministro veneto. Detto questo, però, auguriamo buon lavoro al governo Meloni, coscienti del fatto che adesso la gente ha bisogno di risposte concrete e veloci. C'è una crisi che avanza e che preoccupa molto, soprattutto per quello che riguarda le famiglie e le imprese. E abbiamo il tema dell'autonomia, autonomia che aspettiamo da 5 anni, dove i veneti hanno votato un referendum e si attendono anche lì risposte veloci e concrete. E mentre iniziano a circolare i primi nomi in pool per la segreteria trevigiana, Dussin, Paolin, Barbisan, l'auspicio è che chiunque esso sia riesca a ricomporre le fila riappropriandosi del timone della Lega Veneta. Siamo 2 anni che ognuno di noi la pensa e la fa come vuole e la interpreta in maniera magari alle volte positiva, alle volte negativa.